all'ultimo minuto, che poi diventano però una folla, sono tutti più disciplinati. Sarà perché abbiamo illuminato questa realtà? Forse sì, almeno ci piace pensarlo. Raffaella Longobardi è pronta per il collegamento, ma prima però presentiamo l'ospite, come sempre facciamo, in musica. Lui è Lino Calore, guardate un po'. Agli sposi, come così l'amore, se tu hai più bella storia, ma come faccio a te spiegare per me tu quanto sei importante, non esiste le parole per spiegare l'amore, ma tu mi vedi che sei Senti Raffaella, ma cosa ti ha detto il nostro ospite quando ti ha incontrato? Tu sei più bella amore, tu sei l'amore, che ti ha detto? Come ti ha ricevuta, visto che tu insomma parli quella lingua? Certo, allora te lo dico io Raffaella, qua, tu guarda, sei l'amore della vita in diretta, sei il più bella amore della vita in diretta, che ti devo dire Raffaella? Che fanno il bagno alle 6 del pomeriggio, amore mio, beati loro, stare qua, vorremmo essere, no, qui fa molto caldo ma allora, il mare, vediamo Alberto, lo studio, eccoci Raffaella, no, qui fa un caldo facci sognare. incredibile. Tu hai detto una cosa giustissima. Meno male. È vero, sei riuscito ad accendere un piccolo faro su sui neomelodici e sulle loro esibizioni. Sulle loro serenate. Ci tengono moltissimo a dire che un conto sono le serenate e un conto sono gli spettacoli, vero? Salve. Salve a tutti, innanzitutto benvenuto. Buon pomeriggio. Lui è un figlio d'arte, il papà e la mamma sono due grandi cantanti e Lino è un grandissimo seguito tra i giovani. Raffaella, ma noi voglio capire che vuol dire questa differenza? Ecco, che vuol dire questa differenza tra i concerti organizzati e le serenate? Perché fate questa differenza? Concerto è in piazza, mentre le serenate, diciamo, prima del Covid si facevano le serenate pubblicamente. Pubbliche. Di getto. E invece adesso ora invece ci sono le serenate private. Adesso hanno paura della vita in diretta. Però Raffaella, allora voglio farvi vedere, voglio farvi vedere questo filmato, perché noi diciamo serenate, concerti abusivi. Allora qualche giorno fa, sempre a Napoli, a Piazza Mercato, di nuovo un concerto e poi pare siano arrivate le forze dell'ordine per spegnere tutto. Guardate. E insomma, qui pare che siano arrivate le forze dell'ordine e hanno interrotto tutto. Ma allora veniamo a noi, perché questo nostro piccolo, diciamo, filone di inchiesta qualche effetto l'ha prodotto. Guardate cosa ci ha mandato, è stato nostro ospite Gianni Fiorellino, che si è esibito ieri sera e ci fa vedere come. Guardate. Vabbè, qui un po' balliamo, un po' facciamo un applauso perché avevano tutti la mascherina, erano tutti insomma come bisogna fare. Ecco, quindi grazie Gianni Fiorellino. Voglio sapere da Lino Calore. No, noi come si è organizzato lui invece? Noi ci dobbiamo adattare. Ecco, come? Noi ci dobbiamo adattare al Covid perché siamo stati fermi 4 mesi. Però lui si è fatto una costruzione, racconta Alberto. Anche io come Gianni con la pedana, con le mascherine sempre,
e anche il nostro pubblico si sta adattando a tutto questo. Che vuol dire la voglio, pedana? Voglio ringraziarli proprio Che vuol dire la pubblicamente. pedana? La pedana che C'ha vuol una dire? pedana sua, c'ha una sua pedana Sì? che poi assembla. Va, stasera per esempio c'ha un 40°, una Sì. festa per 40 anni Sì. di un signore che Canto sulla pedana, se la carica in macchina. Ma questo però la pedana per evitare il contatto? con la gente. Per evitare il contatto con gli altri, quindi la pedana... ma il Sì, problema sì, però, perché il noi problema siamo lì non un sono gli pubblico altri, molto- poi se gli altri sì. stanno assembrati, non hanno la mascherina, quello è un po' No, rischioso. però voglio spiegarti una cosa Certo. molto importante, Sì. che quando andiamo a cantare in qualche ristorante, comunque è la famiglia, non è che entrano persone estranee. Ho Capito? capito, ho Allora capito, però- tutti sanno, diciamo... Come regolare? Più o meno. Però ci può Allora, scappare Sì, giustamente, sì, sì, no? sì, sì. Poi tu devi sapere che io sono un ragazzo molto meticoloso. Bravo. Nel senso che anche io ho una famiglia, ho un figlio, Bravo, ho una moglie, bravo, e quindi anche io tutelo la mia salute. Bravo Lino, intanto c'è qualcuno poi che sta c'è un nuotando bambino alle vostre piccolo, e spalle. quindi- C'è qualcuno che nuota alle vostre spalle No, meravigliosamente. guarda, una voglia ecco. pazzesca. Però voglio farvi vedere questo video. Comunque lui perché... dice un'altra Aspetta Raffaella, cosa. voglio farvi vedere questo video. Un'altra Siamo cosa ad agosto. importante. Ad Ercolano una folla osannante ha partecipato a una performance abusiva e poi è intervenuto il sindaco Bonaiuto. Guardate. Allora speriamo che queste cose non accadano, speriamo di aver contribuito a far essere tutti più responsabili. Lasciamoci in musica, Raffaella, con Lino Calore e una sua strofa. Sì. Lino. Dai, cantaci qualcosa, Lino. Qualcosa di nuovo. Per me tu sei l'amore, sei tua più bella storia, ma come faccio a te spiegare per me tu quanto sei importante? Vabbè, Bravo! evviva! Ciao, Evviva! da Napoli! Evviva! Grazie Raffaella Longobardi, grazie Lino Ciao. Calone e un abbraccio Grazie a a voi. Napoli, questa Bacio, città che è grazie. nel nostro cuore. Grazie a Viva voi. Napoli! Grazie. Restate lì pochi secondi, con noi c'è Carlo Conti. Eccoci qua, vita in diretta pop, tavolo esplosivo stasera con grandi amici miei e vostri. Salvo Sottile, bentornato. Grazie, buonasera Alberto. Altra amica, Mira Carbone. Grazie Dopo ci dell'invito. darei anche dei consigli, diciamo, per stare meglio. E poi, star del Paradiso delle Signore, Giorgio Lupano. Buonasera Alberto. Eccoci qua, cominciamo subito con questa notizia che di questo pomeriggio e che sta già facendo discutere. Questa è la foto di due ragazzine. Allora, siamo a Roma, Istituto Socrate, la vicepresidente cosa fa? Dice, care ragazze, basta minigonne perché non ci